Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, terza edizione del nostro audio video giornale. Partiamo subito con le ultimissime, con un'importante notizia che ci è giunta da Udine per dire che montagne di pneumatici usati, ormai rifiuti stoccati in depositi abusivi del capoluogo e dell'Interland, oltre 1000 metri cubi di gomme, circa 20-25 mila per un peso di oltre 100 tonnellate, tante batterie per auto usate, circa 200. Destinazione di tutto questo materiale l'Africa, dove sarebbero arrivate in container partiti dai porti di Trieste, Genova e Gioia Tauro. E questo è lo scenario delineato dalla maxi indagine Black Tires, pneumatici neri, relativa ad un ampio traffico internazionale di rifiuti portata avanti dalla Polizia Stradale di Udine e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, in particolare dal sostituto procuratore Federico Frezza. Sono 23 le persone che risultano indagate per ipotesi di reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si tratta di 14 ghanesi, 4 camerunensi, 2 ivoriani, 2 nigeriani e un italiano, tutti residenti in provincia di Udine, tranne 2 che abitano a Gorizia e Firenze. Concluse le verifiche, gli agenti udinesi, con il supporto del personale del compartimento di Polizia Stradale della Regione e delle sezioni di Gorizia e Pordenone, hanno sequestrato i 2 depositi. Quello di Udine si trova in via Emilia, mentre quello a Paradamano è in via Cussignaco. Ci spostiamo adesso all'Università di Udine perché è una turbina in servizio dal 1948 per oltre 40 anni alla diga di Sauris è stata donata all'Università di Udine dalla società A2A, proprietaria dell'impianto Carnico. Si tratta della girante, l'elemento rotante di una turbina Pelton che è stata collocata sul lato nord-est dell'entrata del polo scientifico dell'Ateneo in via delle Scienze 206 a Udine. Il recupero, restauro e installazione della turbina consentirà ora la valorizzazione della macchina che dopo la conclusione della sua fase operativa potrà essere messa a disposizione di studenti e ricercatori a scopo didattico. Il manufatto pesa 1,7 tonnellate, lungo 3,5 metri, con la girante ad asse orizzontale di 1,5 metri di diametro ed è dotata di 17 pale di distributore a un getto. La turbina è stata realizzata tra il 1943 e il 1944 dall'Officina Meccanica Società Anonima Alessandro Calzoni di Bologna. Parliamo adesso di turismo, ci spostiamo a Lignano Sabbiadoro perché è possibile raggiungere Lignano anche arrivando in treno da lontano, è il risultato dell'accordo raggiunto con l'auspicio della Regione Friuli Venezia Giulia tra Trenitalia e Arriva Udine per il servizio denominato Lignano Link, una modalità di trasporto persone intermodale, treno più bus che collega la Tisana con Lignano in pullman, in coincidenza con gli orari di fermata del Frecciarossa e dei treni regionali. Da oggi, ha commentato l'assessore alla viabilità regionale Graziano Pizzimenti, alla presentazione del servizio sperimentale presso l'autostazione di Latisana sarà infatti possibile raggiungere la località turistico-balneare anche viaggiando in treno e utilizzando lo stesso titolo di viaggio. Si dovrà semplicemente attraversare la stazione ferroviaria di Latisana per raggiungere l'autostazione dove il pullman che poi porterà tutti verso il mare nella massima sicurezza. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Come sempre aggiornamenti nel corso del pomeriggio su friulitv.net. Per quanto riguarda l'audio video giornale, intorno alle 18 saremo di nuovo con voi live. Grazie sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti.
Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.